Andrea. 23 Alessandro Tognolo. 28 Davide Bertagato. 30 Davide Merlo. 37 il capitano Victor Crespo. 75 Cesar Candanedo. Allenatore Gaetano Malosina. Arbitrano l'incontro in qualità di primo arbitro Luca Volli da Viareggio. Secondo arbitro Matteo Fermi da Piacenza. Ausiliario Michele Nervo da Bassano del Grappa e attento ai 45 secondi Luigi Dura da Bassano del Grappa. Con il 14 Eloy Vicenz, con il 2 Samuel Amato, con il 58 Andrea Spucato. Risponde lo starting five dell'Autonautica Strano 1954. In porta il numero 28 Davide Bertegato, numero 8 Davide Piroli, 9 Blas Lisa, 37 Victor Crespo, 75 Cesar Candanedo. Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palazzo. C'è il clima del derby Bassano e Breganze. Allora andiamo subito con le formazioni in pista. Bassano nella tenuta gialla flu, schiera, iniziamo subito con la distinta classica, quindi tutti e 10 i giocatori, i portieri sono Davide Pertegato e Davide Merlo, gli esterni Mattia Milani, Mattia Baggio, Davide Piroli, Rock Lisa, Andrea Poli, Alessandro Tognolo, Victor Crespo e Cesar Candanedo. Il coach è Gaetano Marozin. Per quanto concerne invece Breganze ha tra i pali il secondo portiere Marco Zanfi e il portiere titolare che è Francisco Veludo. Gli esterni sono Gerard Texidò, Eloy Mitians, Samuel Amato, Andrea Scucato, l'ex. Attenzione, il gol! Vantaggio Breganze, trascorsi 59 secondi, ha segnato il numero 14 Eloy Mitians, 0-1, il tiro piazzato da centro area, quindi subito vantaggio dopo 59 secondi. La rete di Mitians è bravo a sfruttare la prima occasione reale prodotta dai giocatori rossoneri. Siamo in debito del resto della formazione, eravamo ad Andrea Scucato, Nicola Retis, poi Andrea Della Valle, Silvio Costenaro e Andrea Borgo. Il coach è Diego Mir, arbitrano la partita i signori Fermi di Piacenza e Molli di Viareggio. Fermi figlio d'arte. Per quanto riguarda i quintetti di partenza, Bassano schiera tra i pali ovviamente Davide Pertegato, gli esterni sono il recuperato Davide Piroli, poi Rock Lisa, Cesar Candanedo e Victor Crespo, con Crespo e
Lisa in avanti e Candanedo e Piroli in retrovia. Per quanto riguarda Breganze ovviamente davanti al portierissimo Veludo giocano Texidò, Mitians, Amato e Scuccato. E allora andiamo subito illustrando il nostro analyst, attenzione, analyst tecnico del match. Fausto Postano, stavamo dando anche conto di questa incursione di Rock Lisa. Fausto Postano, partita che è stata indirizzata subito con un gol di Mitians, quindi Breganze comincia con le premesse giuste per cercare il sacco qua a Cadolfi. Ciao Vincenzo, buonasera a tutti e chi ci ascolta, buon derby. Il match è iniziato con un padrone che è il Breganze dall'alto dei suoi 9 punti in classifica. Stiamo parlando praticamente di un testa coda, perché Bassano ha un punto e Breganze è in testa alla classifica con 9. Ha avuto una falsa partenza in quel di Scambiano, forse anche motivata dal fatto che aveva giocato 2 giorni prima, la finale di Supercoppa Forte dei Marmi, e poi solo vittorie. È una squadra che ha già segnato 23 reti. Bassano dal canto suo ha avuto un inizio di calendario sicuramente proibitivo e deve cercare di rialzare la testa, cercare di trovare punti anche già stasera, perché comunque le altre, per quanto riguarda la faccenda della salvezza, non è che sono proprio ferme, si stanno muovendo quasi tutte a parte il Correggio. Esatto, è proprio così. E tra l'altro Bassano poi ci ha messo del suo mercoledì prendendo l'imbarcata Lodi. Ci può stare anche prendere l'imbarcata, molti hanno polemizzato sul discorsi come dignità, orgoglio, tutte cose giuste, per carità. Poi abbiamo visto che il Monza ne prende 12 a Forte Marmi. Ripeto, la serata balorda ci può stare al di là dell'assenza di Piroli, poi bisogna vedere come e quanto ci si rialza e in quanto tempo. E per questo la partita di stasera, come dicevi tu Fausto, ha una valenza superiore, perché Bassano deve reagire sul piano proprio della prestazione, detto proprio terra a terra, anche dei punti. 1 andrebbe benissimo, 3 sarebbero oro colato, poi ovviamente Breganze è in gran spolvero e non è dello stesso avviso, ci mancherebbe altro. È una squadra Breganze che secondo me va assolutamente per l'alta classifica. I puristi potrebbero dire che magari non c'è la panchina lunga, però in realtà ci sono prospetti del settore giovanile che sono validi, che quando entrano non sfigurano affatto. Poi Veludo è un signor portiere e quindi adesso il derby sta dicendo che il divario in classifica c'è, però la partita è lunga e Bassano, tra l'altro, è stato anche sfortunato Davide Pertegato nel gol subito, perché ha preso gol sulla terza conclusione consecutiva. Lì ci voleva forse un po' più di reazione difensiva da parte dei suoi compagni. Detto questo, però per ora Breganze è padrone del match. Sì, nel modo più assoluto. Tra l'altro c'è da annotare, così extra pista, attenzione, da rigore, c'è il rigore da parte del signor Molli, la possibilità per il passaggio di provare a replicare. Non ci sono neanche particolari proteste da parte di Breganze, che ha accettato con grande civiltà e sportività la scelta. Adesso sarà Victor Crespo, dopo essersi consultato con Candanedo, a provare il piazzato contro Veludo. Veludo è un portiere che io, ammetto, conoscevo di nome fino a un anno fa, cioè di fama non l'avevo mai visto all'opera realmente. L'ho visto l'anno scorso col Vercelli, ma letteralmente stregato. È bravissimo, mamma mia, che gran bravo portiere. Crespo contro Veludo, vediamo la conclusione. Il gol di Victor Crespo! E allora alla 4:15 pareggio di Crespo e merito doppio. Perché? Perché dall'altra parte c'era il signor Veludo, un portoghese di gran livello, e allora valenza doppia per il rigore bollato da Victor Crespo. L'ha messo dalla parte del guantone sinistro di Veludo, veramente esecuzione ineccepibile. È nelle corde di Victor Crespo realizzare rigori di questa fattura. È vero, è uno specialista del ramo. Dicevamo extra hockey, c'è da notare l'assenza di entrambe le curve, che tra l'altro sono fresche di gemellaggio proprio poche settimane fa. Credo, mi viene da dire, che sia una scelta forse coreografica. Sì, magari al momento magari faranno un ingresso successivo. Voglio sperare, perché si tratta di 2 ottime curve, si tratta di gruppi di tifosi che sanno dare colore, calore, sanno dare elettricità all'ambiente. Sarebbe bello che il derby vivesse anche una corona e una coreografia anche di questo tipo. Insomma, ci vuole anche questo tipo di corollario, altrimenti poi perderebbe anche senso il match, un po', insomma, dal punto di vista proprio spettacolare. Bassano è una classica di questo sport, almeno per quanto riguarda il vicentino. Ci sono precedenti incoraggianti da entrambe le parti, e ci sono comunque anche le note di
cronaca, no? Le curiosità per quanto riguarda gli ex, ad Sì, esempio Gaetano Marauzin, sì, assolutamente da giocatore che è breganzese puro sì, sangue, è cresciuto lì. infatti. Poi Scuccato, Andrea Scuccato e Marco Zanfi, Samuele Amato, esatto. ce ne sono diversi. Sì, esatto. è un'altra Corrado Fantin tra i dirigenti. Corrado Fantin tra i dirigenti, per certi versi c'era stato anche sempre tra i dirigenti, ce ne sono altri ancora poi nell'ambito dello staff, e quindi insomma adesso c'è intanto un time out in pista, giocati 5-21, 1-1, ricordiamo 59 secondi Mitians e poi il pareggio di Victor Crespo in settimana, senza voler andare su tematiche politiche che comunque non ci appartengono. C'è stato solo da notare la presa di posizione da parte dei giocatori catalani di Breganze a favore ovviamente soprattutto di una soluzione democratica, prima cosa della diatriba che c'è in atto in Catalogna. E in seconda battuta, per l'indipendentismo della Catalogna, in seconda battuta anche si è unito al fronte tra virgolette rosso-nero del Braganza anche Victor Crespo, che anche lui catalano, anche lui ha auspicato una soluzione più che mai democratica, che sia proprio la democrazia a trionfare in questa circostanza, e quindi insomma è chiaro che da loro è un argomento, da questi ragazzi, sentitissimo, e fa comunque piacere che ci sia anche una coscienza civica. Sì, massimo rispetto, esatto, per le opinioni politiche. Certo, assolutamente, senza voler entrare nel merito, appunto, che non ci compete, però. Subito è stata la conclusione. Mitias, sì, stasera è partito col vento in poppa, quindi molto bene così. Adesso si riparte una fase un po' confusa e concitata del match, recupera poi Sfera lo stesso numero 21 Texidò. Sì, Breganze mette in mostra quelle che sono le caratteristiche del gioco di Diego Miri, la pressione alta subito al centrocampo per non lasciare spazio all'iniziativa, anche il pensiero di come costruire il gioco da parte della squadra che attacca. Lo scorso anno vennero qui a vincere il derby in questa maniera, a proporre questo tipo di soluzione che poi di fatto è stata adottata da quasi tutte le squadre avversarie. Anche qui a volte hai visto, infatti pressano sulla tre quarti direttamente, sulla ripartenza. L'hockey moderno, l'hockey moderno bellezza, direbbe è vero. È vero, è esattamente così, insomma, quindi lo ripropone anche Bassano, tra l'altro. Sì, infatti, ma del resto è una soluzione che sta andando appunto per la maggiore in diverse realtà. A livello internazionale c'è più di qualcuno che sta cominciando a lavorare in questo ambito qua, perché nel frattempo si sta facendo sentire qualche tamburo, ecco, qualcuno della curva di Breganze, vediamo se poi aumenterà la capienza dall'uno e dall'altro poco settore. Pubblico per la verità, sì, è un derby infatti, che è comunque... No, ma soprattutto perché si nota insomma per l'assenza in questo momento delle due curve a pieno regime, che è una cosa che comunque adesso qualcuno sta arrivando, quindi speriamo davvero che si possa creare che ci sia uno spettacolo nello spettacolo, esatto, perché comunque la partita è incoraggiante da questo punto di vista. Le squadre si stanno affrontando a viso aperto, senza tatticismi, cercano di recuperare palla e ripartire velocemente, molto a briglie sciolte. Intanto nel caso di fare una brevissima analisi sul campionato mentre seguiamo l'attacco di Bassano con Candanedo, è un campionato, ma lo si sapeva, nel segno dell'equilibrio, quindi ogni punto strappato alla concorrenza è indicativo, e soprattutto vale soprattutto corpo e sostanza, perché ogni punto ha un suo peso specifico. È difficilissimo adesso indicare chi lotterà per la salvezza o chi sono le candidate alla retrocessione, visto che là davanti si sa le reginette chi possono essere. Dietro penso sarà bagarre fino alla fine, poi con la fase a orologio introdotta quest'anno ha un significato maggiore, insomma ci sono soluzioni aperte a tutte. Sì, assolutamente, è prematuro dopo 4 giornate cominciare già a stilare una graduatoria, chi lotterà per cosa, però sicuramente
Le partite che abbiamo visto sin qui hanno dimostrato per esempio che le Versigliesi vorranno fare una stagione da protagonista, che per quanto riguarda il Vicentino hanno avuto qualche problemino al Valdagno, mi sembra. Il Trissino ha subito la prima sconfitta solo mercoledì, mi sembra, è vero, a Follonica, ma il Braganza c'è assolutamente. Adesso comunque vediamo. No, è vero. Tra l'altro secondo me il Trissino è una squadra completissima, può avere problemi di amalgama al limite perché è una squadra tutta nuova. Sicuramente è stata allestita una formazione per puntare al vertice, lo sta facendo. Finale in su, direi. Lo sta facendo. Gran parata di Pertegato, attenzione, il gol! Non poteva fare il doppio miracolo, Pertegato. Vediamo, concede il bis. Emitias trova sulla ribattuta al minuto 8 e 12, ha fatto una paratissima Pertegato. E stavolta sul tiro da fuori non poteva. Non c'è stata chiusura, è stata chiusura da parte dei compagni di squadra di Davide Pertegato, Mitias ha avuto il tempo di allungarsi, di allargarsi e impostare il gancio e poi chiudere con un tiro accompagnato che non ha lasciato scampo. Credo che sì, bisogna lavorare su qualche automatismo. La reattività difensiva senz'altro, dopodiché su una palla vagante magari comunque è difficile andare a prendere. È durissima lo stesso, però è chiaro che serve un'altra tonicità in fasi difensive, quindi lì proprio in settimana coach Marozzin ha detto questa è una squadra che sta facendo un grande lavoro atletico e potrà emergere, la fazione col preparatore Ale Dal Monte, questo lavoro probabilmente a dicembre, tra un paio di mesi questa squadra sarà realmente a pieno regime, però nel frattempo bellissimo pareggio questo è un dai e vai stupendo, ha segnato Victor Crespo, dai e vai fantastico, bellissimo, con Lisa Crespo, gran gol. È una tipica azione, le tipiche giocate di Gaetano Marozzin sulla velocità. Costruisce molto su questo tipo di lavoro tattico, le sue fortune Gaetano. Ci lavora molto con attenzione, il cambio di ritmo è stato veramente abile. No, bravo davvero. Anche perché è stata una chiusura, la chiusura del triangolo è stata su una palla che non era rasoterra, era leggermente alta, e quindi Vittor ha avuto un ottimo impatto. Intanto è entrato Mattia Milani, 2-2, bel derby. Il Torello Milani è un gran derby, in botta e risposta. Attenzione, c'è subito una rubata. Ha provato ancora è rivenuto al pelo, alla grande Samuel Amato lì. C'era la possibilità da parte di Vittor Crespo di lanciare Mattia Milani. Primo gol di Candanedo, mamma mia che gol che ha fatto Cesar Candanedo, una minella. È il primo gol, mi sembra. Il primo gol stagionale di Cesar Candanedo, minuti giocati 9-27 e in 25 secondi Bassano ha rovesciato il match. Candanedo ha tirato una sassata per il 3-2, è un match veramente divertentissimo. Abbiamo parlato di un derby pirotecnico fino adesso, lo sta confermando, direi più che mai. Finora gli assenti hanno torto. Sì, chi è stato a casa ha sbagliato di sicuro, a meno che non voglia seguire la nostra telecronaca. Nel caso li ringraziamo. Esatto. Quindi guarda Braganza come ha alzato subito i ritmi dopo subito. Adesso vedere quanti terranno sto ritmo fino alla fine, perché a sto livello serviranno le bombole ad ossigeno per quanto siamo preparati i ragazzi. Tutte e due le squadre per farlo, speriamo. Bella palla recuperata da Roccolisa che ci crede. E qui gol toccato di Candanedo, mamma mia, Candanedo ha fatto una correzione pazzesca. 10-09 date a Cesar, quello che è di Cesar, grandissimo e subito ai ripari Diego Mir fa rientrare il capitano Sido. Esce Andrea Scuccato, Candanedo, correzione volante, mamma mia, 4-2 e Gaetano Marozzin che lo invita a spingere. Ci stiamo divertendo. Magari meno in questo momento il supporter del Braganza, ma un osservatore così neutrale sta sicuramente apprezzando le emozioni di sta gara. Sì, comunque Braganza vediamo che proverà sicuramente ad accelerare. Senz'altro, insomma, poi è una squadra che può impiegare un attimo a rovesciare proprio perché ha questa capacità nel DNA, però la botta infatti da fuori proprio Texidò. Adesso doppi complimenti a Bassano, perché fare 4 gol in 11 minuti a Veludo non è cosa da tutti. Hai fatto bene a sottolineare a Francisco Veludo, cioè uno dei migliori estremi della scorsa stagione, che aveva cominciato benissimo anche
la stagione attuale. Io ripeto, di Veludo mi ero agonisticamente, sportivamente innamorato lo scorso anno, vedendolo giocare col Vercelli. Aveva un senso della posizione mirabile, non aveva neanche bisogno di usare degli effetti speciali, andava serenamente su ogni pallina come se per tutti noi fosse facile, come andare a prendere un caffè al bar praticamente, con quella scioltezza lì. E lui riusciva a rendere appunto facili le cose difficili. Adesso ha preso 4 gol, su quale peraltro non ha la minima responsabilità, bisogna ascrivere meriti ai giocatori di Bassano. E comunque Bassano con la doppietta, gioco di parole puramente voluto di Candanedo e Crespo, riesce a volare sul 4-2, partita lunga e eterna. Però, è partita bellissima. Partita bellissima, insomma, per quanto riguarda Bassano meglio trovarsi sul 4-2 che sul 2-4, e poi chiaro che nell'hockey, e poi specie Bassano che adesso ha bisogno come il pane. Nel frattempo l'avete sentito, gran tifo da ambo le sponde, sono rientrate le curve e quindi va bene così. Conferma del gemellaggio, esatto. La curva breganzese, esatto, sì, omaggiava Bassano e viceversa. È un gemellaggio fresco che però ha subito dato frutti positivi. Andiamo di nuovo ancora in presa diretta. Breganze sta girando, sta usufruendo della panchina dentro dalla Valle Rettis. Allarga le rotazioni, giustamente Diego Mir vuole trovare. È una cosa su cui crede ciecamente. Chiaro, ma anche perché ci sono, come dicevi, i ragazzi del settore giovanile che poi vanno valorizzati, non puoi lasciarli lì in naftalina, e quindi è il momento di utilizzarli, di dargli anche responsabilità, e quindi ci sta. Dicevamo prima, eravamo in debito nell'elenco dei dirigenti, quella partita ha preso il sopravvento, c'è anche Crosara tra gli ex dirigenti, insomma ce ne sono Massimo Crosara, quindi del resto sono due realtà molto è andato vicinissimo proprio a fare la rubata, Candaneda a fare lo scippo, esatto. Attenzione l'alta schiaccia di Nicola Rettis, gran numero, attenzione, recupero Crespo, attenzione, prova poi una giocata d'accompagnata. Voleva troppo, però è giusto che ci provi quelle giocate lì, non sono pericolose, certo. È un tentativo di concludere alla fine. È chiaro che adesso Bassano deve alzare comunque il livello difensivo nel di modo intensità, più assoluto, perché per esempio concedere troppe conclusioni a Mitias non è il caso, nemmeno al signor Texido. Attenzione, Candanedo, vediamo se Mattia Milani ce l'ha fatta. Peccato. Per un soffio. E allora siamo dall'altra parte, un 3 contro 2 potenziale. Ha provato a piazzarla, Texido ha avuto una deviazione contro di lui che si è opposto. Pare Vitor Crespo, per fortuna che è rinvenuto, perché veramente la stava piazzando sotto l'incrocio, è vero. Tanto rientra Davide Piroli, esce l'autore della doppietta che per ora sta indirizzando il match per Bassano, cioè Cesar Candanedo. Siamo particolarmente contenti per lui, perché sicuramente è un ragazzo che ci tiene. Lui ci tiene da morire proprio di indole. Attenzione, incredibile, sarebbe stata veramente una magata questa qua, sicuramente da parte di rovescio, anche non era facile. Attenzione. Adesso ha tentato ancora un aggancio. Ha tentato di restituire il favore Vittor, ma la palla era leggermente più alta di quella del gol del pareggio. Attenzione, Nicola Rettis, palla vagante, si stava avventando Andrea Della Valle. Della Valle un classe 2000. Quindi un giovanottino su cui credere. No, Diego Mir va apprezzato per questo, perché comunque lui è venuto a Breganze, lui osa. Ha detto ok, se siete in grado di giocare al settore giovanile, benissimo, andiamo, andate in pista e mostrate quello che sapete fare. Secondo la scuola catalana, insomma, lui è uno che ci tiene, se uno è bravo gioca, e se ha comunque delle qualità che sono potenziali, è giusto rischiare. Pertegato in anticipo. Mitians, bravo Davide Pertegato, sta facendo un gran lavoro Davide Pertegato. È stato anche sfortunato in entrambe le segnature, necessitava di maggior collaborazione dei compagni. Comunque Bassano è stato bravissimo a rimedire, anche perché dopo un 10-0 fuori casa è dura, e invece si vede che hanno lavorato bene anche dal punto di vista psicologico. In più c'era una carica pazzesca, poi prima della gara recuperato Piroli incide tanto, importante, e ci tenevano tantissimo. Per certo, insomma, i ragazzi, c'era proprio una voglia di rivalsa che Bassano sicuramente il derby ha le sue valenze, ma questo 10-0 è comunque un punto in classifica, bisogna sbloccarla, anche perché volenti o nolenti Sandrigo adesso ha 7 punti, domani gioca a Correggio, è vero, quindi sai, i punti salvezza bisogna andarli a prendere dove ci sono, dove si può.
Sì, un campionato del genere non pone degli incroci Mattia obbligati. Milani non è riuscito a prendere Certo. il passaggio di ritorno di Davide Piroli, era una buona giocata. Attenzione qua, il numero di Traversa, Xidò. mamma Stiamo mia. parlando mi pare del capocannoniere del Sì, campionato, del o campionato. comunque del Breganze, perché Del Berganza lui è ha il modo fatto, più assurdo, lui ha 9 fatto 9 reti, gol finora ed 9 è un reti. difensore. Ed è un difensore, appunto, ma è un giocatore di classe leadership infinita. straordinaria, che ha talento, qualità, esperienza. Giustamente il capitano. Esatto. Bravo Davide Piroli qui in copertura a recuperare. Bassano Si riparte l'argento, viva bene. addosso, attenzione. Mattia Baggio. È durata la sua forse conclusione. sì. Forse avrebbe fatto bene a Sì, affittare sì. il tiro a cercare Crespo dal diagonale. Bravo di Pertegato. di Mancino di Tessido, la parata sul primo palo di Pertegato. Sì. Ripetiamo, ci stiamo divertendo, un Non derby è assoluto, perché un sembra derby bellissimo. hockey ghiaccio, se Sì. nessuno si offende, perché veramente si gioca dal senza ritmi soluzione altissimi. senza Esatto. soluzione di continuità. Veramente un hockey che è affascinante, seducente. Mattia Baggio intanto che è entrato Sì. e ha avuto anche qualche Il opportunità resto, finora. Marosina, anche lui si gioca le sue carte da allargare Sì. le rotazioni in panchina e va a pescare È stato un po' ingenuo qui Piroli Sì. e si è fatto beccare nel fallo di 5 Sì. secondi. Ancora Samuele Amato a rientrare. Sì. Amato è sbucato. Scucato vuole lasciare il segno da ex senza veleno, è ben inteso, però lui ci tiene. È già andato a segno 3 volte, mi infatti. sembra, dall'inizio della stagione, Andrea. È importante, ripeto, per me è importante che si sia sbloccato anche Cesar Sì, sì. Candaredo per Bassano. Bassano riesce Sì. ad eludere il pressing alto, ma anche se poi qui la palla viene persa da adesso Mattia prova- Baggio. Attenzione alla ripartenza, prova ad bravo alzare- Vito Crespo ad alzare ritmi che sono già altissimi. a contrarre Sidò, poi va a portare via palle in modo pulito senza fallo. Sì. Ottima la prestazione del Sì. capitano Sicchi di Bassano, senz'altro. Dall'altra Modo più parte assoluto. mi pare di poter dire che forse è stato Emitians il maggior protagonista per Breganze, ma sta salendo in cattedra il capitano, il signor numero 21. Assolutamente dinamicità da parte di entrambe Sì. le formazioni. Sono Bassano che cerca di ritmi ripartire. forsennati, attenzione, Mattia Baggio ancora, Qui si va poi in cuneare, avrebbe fatto meglio c'era forse il a cercare il raddoppio, passaggio sì. all'indietro, perché aveva tutti e tre i compagni schierati. Sì, è chiaro alle che sue Mattia spalle. sta giocando molto in maniera istintiva, come impone quasi la sua età, poi è chiaro che non gli si può chiedere anche malizia ed esperienza, ha grande freschezza Mattia. Certo. Poi è ovvio Mattia Baggio comunque è un giocatore intelligente. no, quello nel modo più assoluto, perché Qui forse era l'eccesso di adrenalina. beh, chiaro, Esatto. vede che si aprono degli spazi, lui ci prova più che mai. Poi è normale, uno si fa anche ingolosire. Attenzione, Conclusione di andare ancora- dalla valle, è stato bravo Cesar Candaredo, l'ha Sì, murato. da un lato, ecco, qua lo chiediamo al tecnico e al coach Fausto Pozzan, in questi casi cosa conviene? Seguire l'adrenalina, buttarsi con le ali in testa e ai piedi e cercare il quinto gol nel caso di Bassano, oppure provare a congelare la sfida e tenerla a ritmi più bassi per poi provare a Le difendere? caratteristiche del gioco di Bassano e del suo allenatore sono tali per cui questo propone Questo. Bassano e Quindi continuerà pressing. a farlo. E E qua qui attenzione, vediamo se attenzione. l'ha convalidato. Sì, sì, sì. Ha dato Sì, buono, sì, ha dato l'ha buono il convalidato, quinto 5-2. gol. Del resto anche noi avevamo avuto la netta impressione sì. che La sbarra la dietro. sbarra dietro fosse stata colpita. 5-2. 5-2, la rete segnata da Davide Piroli. Piroli al minuto 17 e 38. E qui Bassano deve assolutamente qua, insistere, a continuare sto punto, con chiaro, con l'abbrivio eh. e non è che deve ascoltare me. No, ci mancherebbe, questo il quello che gioco, dice Gaetano. è Bassano che gioca così. per cui Assolutamente. sicuramente non giocherà in conserva. No. Quello... anche perché poi c'è il precedente poco incoraggiante di Follon Sì, con per il Follonica carità, in casa, no? esatto. Quindi queste cose Sì, Bassano anche perché- fa bene a tenere i ritmi alti e poi si possono Sì, tenere sì, i ritmi alti certo. senza concludere, Sì, però sì. la cosa importante è non rallentare. No, poi nell'hockey
3 gol sono recuperabilissimi. Da 4 in su, secondo me si comincia, è la mia ovviamente idea opinabilissima, da 4 in su di vantaggio puoi incominciare a mettere una prima ipoteca sulla gara, ma fino al più 4 tu nell'hockey non sei ancora da nessuna parte, sei in mezzo a una strada, anche perché mancano 6 minuti e mezzo alla fine della prima frazione di gioco. Infatti, e quindi no, bisogna proprio gestire più che mai e semmai provare a incrementare ulteriormente. Insomma, adesso chissà come si sentirà Rock Lisa, che lui è il finalizzatore, hanno fatto gol tutti meno che lui e che pure si è dato molto da fare. Sì, ha fatto però, poi una alza e schiaccia, veramente esatto. È stato un gesto tecnico notevole. Certo. E comunque la cosa importante è che Bassano insista con questi ritmi e che non vada ecco, il tema è non perdere queste palline. Sì, in maniera non banale. Cosa ha fatto Pertegato? 2 Pertegato, mamma mia! Sul primo gol c'è stata anche la terza. Esatto. Per fortuna qui si è decentrata la conclusione di Costanaro, che comunque era stato abile. Un altro del settore giovanile di Breganza, in classe 99, Silvio Costanaro. In questi casi si cerca sempre di essere smentiti. Allora, riguardo a Davide Pertegato, lo dico serenamente, adesso fino a questo momento a me dei 10 gol che ha preso Lodi non me ne frega una chip, perché può capitare, è una sconfitta di squadra, non certamente del portiere, e anche se qualcuno poteva avere delle perplessità in prima battuta perché non conosceva bene Pertegato, un osservatore evidentemente disattento, secondo me sta facendo fino a questo primo scorcio di stagione spettacolare gol! Bellissima questa rete. Bravissimo, gran azione corale, grande merito di Candaneno, ma intanto Rock è stato lì sul secondo palo. Esatto. Breganza sta difendendo con meno intensità del solito, sì. però grande merito di questa azione. 6-2. Bravo Candaneno a portarsi dietro mezzo di due difensori e scaricare sul secondo palo. Bravo Rock a insistere. Rock Lisa su assist di Candaneno, e va detto subito. Dicevamo prima comunque di Pertegato, straordinario, insomma, fino a questo scorso di stagione 10 gol di Lodi non fanno testa, è stata una serataccia nefasta per tutti. A mio modo di vedere sta facendo una signora brivio di campionato, vi auguro di continuare su questi livelli, non sarà semplice, ma sta veramente acchiappando qualunque roba. Ripartiamo con Breganze che vuole rimediare a questa debacle. Breganze lo sta accusando il colpo. Adesso assolutamente. Attenzione, adesso qui però intanto Andrea Andrea Scuccato è andato vicino al gol dell'ex, sì. E quindi sicuramente Breganze non demorderà. Attenzione qui, Rock Lisa che si fa raddoppiare, quasi triplicare, ed esce con la palla. Qui è adrenalina pura, sì. uscire da un traffico del genere. Assolutamente, che Bassano in questo momento appunto l'argento viva addosso, è tarantolato, è vero, e deve continuare perché Breganze non muore mai, no, quindi assolutamente. Vediamo, attenzione Rock Lisa, sì. Che gol! Mamma mia, Rock Lisa, pazzesco, Rock Lisa, scatenato, 20-42, cosa sta facendo? Una grande prestazione assolutamente, di doppietta per 3 giocatori, gol per Piroli, quindi Lisa dribbla Veludo e adesso vuol metterci una pezza, vuol ragionarci un po' su. Ecco, più 5 comincia a essere un divario e un fossato importante da colmare, ma se si tiene questi ritmi è tutto aperto. Adesso è chiaro che Bassano, già che c'è, gli conviene procedere a tavoletta fino alla fine almeno del tempo, e poi dopo dal punto di vista fisico la squadra sta bene, non ha problemi. Sicuramente dal punto di vista psicologico hanno pesato i risultati negativi, sì. Però il Bassano ha sempre giocato bene e cercato di giocare bene. Tolto Lodi ha fatto sempre bene, Lodi non l'ho vista, sì. Però quindi il marchio di fabbrica c'è la volontà di giocarsi le partite, di non mollare, di fare la pressione alta, di tenere i ritmi alti. È quello che fa Bassano, certo, dall'inizio della stagione. Poi diciamo che fra virgolette con Follonica ha cercato di gestire ed è stato punito, e quindi a questo punto è meglio provare a spingere, fermo restando che anche se il 7-2 non c'è da stare tranquilli. No, mai, perché dall'altra parte c'è comunque la capolista, chiaro, 7-2 a 4-16 di fine secondo tempo lo puoi accettare, ma fine primo tempo è eterna la partita. Chiaro che se uno pensa che sta squadra si è trovata sotto 1-0, 2-1, quindi dopo una fase delicatissima, che vieni si è reduce da un 10-0,
è chiaro che rischi di tracollare. Bassano ha avuto la forza di reagire, quindi anche forse trascinata anche da un Cesar Candanedo che veramente pare particolarmente ispirato stasera, ha trovato il gol e poi ha trovato l'assist per Rock Lisa, e c'è veramente, ma ci sono tutti in questo momento. Se devi dare un voto ai giocatori di Bassano devi dare 8, devi dare 8 a tutti, e provare a dare un paio di 9, sì, chiaro, o anche 10. Sì, incluso in questo senso anche coach Marozin. E per quanto riguarda anche la partita in sé, va detto che questa è una settimana importante per il campionato e per Bassano, che poi mercoledì farà visita allo Scandiano, poi ha una sfida delicata a distanza di qualche giorno qui in casa col Sandrigo, mercoledì prossimo col Sandrigo, mercoledì 6 novembre col Sandrigo, e poi per chiudere il Tour de Force a Correggio, altra sfida delicata domenica 10 novembre. Quindi è quella porzione di stagione, quel segmento stagionale che poi consentirà un primo bilancio parziale per capire poi le prospettive, dove sarà in posizione in classifica il Bassano e quelle che possono essere anche la chiave futura dell'annata. Intanto seguiamo Davide Piroli, 1 contro 1 con Andrea Scuccato, non affonda il dribbling, anche quando lo fa poi si perde palla, quando c'è un certo cliente come il capitano del Braganza. Tra l'altro Piroli è stato, diciamo, appunto recuperato in estremis da un infortunio muscolare. Samuel Amato davanti alla porta. Non è esattamente il suo mestiere, però da Samuel comunque quella è un'occasione che poteva sfruttare meglio. Lui per primo, tra l'altro un giocatore che sa essere autocritico, intelligentemente autocritico, e quindi scommetto che è il primo a essere avvilito, sa di poter far meglio. E insomma adesso vediamo Rock Lisa. Io personalmente sono molto sono contento per Candanedo, lo sono molto per Rock Lisa, perché è un ragazzo, un attaccante che vive di gol. Sta per dire il centro boa, no, non è il centro boa, però è il finalizzatore, il terminale offensivo, e quindi è chiaro vive di gol, ne ha fatti diversi già quest'anno, però forse decisivi come in questo senso ancora no, e quindi vediamo come andrà a finire. Palla persa, 2 minuti al termine, attenzione l'attacco di Braganza, muove Sfera nella circostanza Cato. Vediamo ancora la conclusione proprio di Texidò. Lui non si ferma lì. No. Lì in fazzoletto trova la conclusione. Sì, ma è uno che sa costruirsi un tiro a volte dal nulla, e questa è la capacità del campione. È un altro che lo fa. Meno male che sulla respinta non è arrivato per stato svelto Samuel Amato, perché se no c'è la porta libera. Il 7-3 sicuro. 1-21 intanto. Vediamo se c'è l'8. Qui Vieludo si conferma grande. È grande, perché stava saltando Crespo. È stato bravissimo, bravo. Crespo, attenzione, ancora lì cerca il tiro in diagonale di rovescio, è mancino, quindi ha un gesto tecnico più rapido, e chi lo marca fa più fatica, proprio perché il sinistro è più difficile da marcare. Tra l'altro in una gara infarcita di gol sono stati meno i falli, fatalmente 4 Bassano, 2 Braganza. Comunque è stato un derby bellissimo fino adesso, complimenti, spettacolare ancora, complimenti a tutti i protagonisti in pista, con lode per Bassano, ma comunque Braganza non si è risparmiato, ha accusato il colpo, sicuramente è stato sorpreso, ha detto cosa succede qui? Questi qui non hanno preso 10 a lodi. Credo anch'io il disorientamento di Braganza, mentre Pertegato sembrava il Buffon di sabato scorso, è stato strepitoso, ha cavato una paratissima. Sì, ripeto, è stato sfortunato sui gol, perché comunque le hanno fatte sulle respinte, su conclusioni difficili, classico, e in particolare il primo gol ha fatto una reattività sulla seconda conclusione, perché era in terra rientrato, meritava un aiuto dei compagni, perché quella lì è stata veramente una parata notevole, che poi non è stata premiata perché è arrivata sul terzo tap-in, ha colpito Mitians. Però la prestazione di Davide Pertegato, hai ragione tu, sin qui sono sempre le prestazioni di Davide Pertegato sin qui sono sempre state positive. Lodi va bene, può capitare. Io lo ricordo negli ultimi appunto 2 anni a Atene, giocatore che parliamo anche di un giocatore che ha vinto il campionato in Francia, e la Francia non è assolutamente una nazione inferiore tutt'altro. Nel panorama hockeyistico internazionale, in grande crescita, dopo aver conquistato la promozione con il Sandrigo, io sapevo un portiere affidabile, non mi aspettavo sinceramente a questi livelli
francamente stellari fino a questo momento, ripeto, a parte Lodi, lui ha fatto una stagione, sta fatto una brividi di No, stagione. io invece penso che sia quello il suo standard. Allora benissimo, perché io lo ricordavo, ripeto, di piena garanzia, ma intanto va in sipario il primo tempo. Esatto. Un bel primo tempo che Bassano conclude avanti 7-2 per la gioia dei suoi supporter. Sicuramente 7-2 che della sua nessuno si panchina. aspettava. Che nessuno si aspettava fino a questo momento, e quindi è una cosa sicuramente apprezzabile per Bassano. Infatti la curva la acclama, vi vogliamo così. C'è stato anche un brevissimo conciliabolo tra Capitan Crespo e la curva, è andato più che mai a fare i complimenti a vicenda, Crespo alla curva e la curva a Crespo. Chissà, è una però la partita un bel è ancora lunga, per la stagione, che magari la stagione di Bassano cominci qui. Può svoltare, però guarda che però aspettiamoci un secondo tempo esatto, di attenzione e di concentrazione da entrambe le formazioni. Allora è il momento di prendere fiato per tutti, ci risentiamo tra qualche minuto, a tra poco. Diamo gli aggiornamenti degli altri campi: Monza 1, Follonica 0, Salzana Forte dei Marmi 2-2, Montebello Scandiano 2-1, Chiareccio 1, Valdagno 0.
Ben ritrovati dal Palazzo di Cadolfin con Bassano che sta conducendo sorprendentemente, sicuramente per quanto riguarda le proporzioni, il duello con la Breganze, un derby che Bassano guida 7-2 e tra l'altro Breganze era partito benone, un botta e risposta fino all'1-2 esterno, poi in 11 minuti Bassano ha sparato un parziale di 6-0 che ha tramortito Breganze, però la gara è ancora lunghissima, manca metà match, allora c'è tempo per provare a ricucire lo strappo da parte di Breganze, che è rimasto sicuramente disorientato e stordito dalla forza d'urto di Bassano, che muore dalla voglia di riscattare l'imbarazzante 10-0 di Lodi. Però è chiaro che adesso, Fausto, la partita si gioca anche sul canovaccio prettamente emotivo. Se Bassano saprà reggere, diciamo, 10 minuti di gran intensità e tenere più o meno invariate le distanze, potrebbe Breganze avere una sorta di ulteriore contraccolpe e magari allentare un po' la morsa, però ancora ci muoviamo nel campo delle ipotesi. Sì, Bassano però ha iniziato male per il secondo tempo, nel senso che ha concesso già 2 possessi a Breganze per errori gratuiti nei passaggi. Deve assolutamente mantenere la concentrazione e l'attenzione. Sì, perché se pensa che possa essere chiusa qua la partita, commetterebbe l'errore più grosso una squadra come Breganze, che è capace di appunto riassorbire il colpo anche in una manciata di minuti. L'abbiamo visto e che prima. Ha inserito il quintetto base, certo, con per provare a Scoccato, Mitians, Tessido e Amato. Secondo te Marozin può avere indicato ai suoi di provare a fare gestire, a procedere un po'? No, penso che vogliano solo rifiatare. Comunque sono state un paio di circostanze anche fortuite dove hanno perso palla, però devono assolutamente ritrovare quell'intensità e soprattutto concentrazione adesso, perché non è necessario andare al tiro sempre, si può tenere palla anche per 45 secondi e poi purché lo si faccia intensità, facendo correre a vuoto chi difende, che in questo caso deve rientrare nel punteggio. Chiaro, adesso c'è una rubata di Crespo che veramente ci tiene da capitano più che mai a mondare i peccati di quella 10-0 di Lodi. È chiaro che, ovvio, se Bassano si confermasse e replicasse ogni sabato, attenzione, le misure del primo tempo, probabilmente approderebbe in finale scudetto, ma non è così, insomma, le cose poi non funzionano. Ma questa può essere la partita che fa iniziare la stagione di Bassano. Certo, può sterzare l'annata, perché Bassano ha comunque affrontato le squadre migliori sulla carta. Che forse Follonica, perché comunque magari, però con Follonica conduceva 2-0, per cui che poi tu perdi a Lodi ci sta, è brutto perderci 10-0, ma alla fine alla voce classifica sono 0 punti. Infatti. Che tu perda 1-0 o 3-2 in casa col Viareggio, tu perda 10-0 a Lodi, in classifica sempre non sei andato a punti. Infatti hai citato, Fausto, il calo di concentrazione. Pertegata ha richiamato i suoi non voglio dire a gran voce, ma battendo la stecca. No, c'è bisogno di questo, perché ha capito che il calo di tensione potrebbe essere letale se tu concedi. Sì, perché se concedi un paio di gol a Breganze poi veramente te lo ritrovi sotto in unanime. Infatti. E Pertegata dimostra di esserci con la testa e con gli occhi, più che mai branca anche questo. Sì, era insidiosa quella conclusione, anche perché i tiri rasoterra sono sempre difficili da affrontare, anche perché i gambali di adesso sono più corti di quelli di una volta e rimbalzano molto avanti le palline, quindi si può andare al tap-in. Un tiro rasoterra è sempre un brutto cliente per un portiere. I gambali di una volta erano le ante di un armadio, al confronto esatto, confronto di quelli di adesso. E sono molto più elastici quelli di oggi e rimbalzano molto di più. Vanno bene per i tiri alti, ma per quelli rasoterra creano problemi. Sì, chiaro, danno meno copertura. Tanto i falli, quarto fallo Breganze, 5 Bassano, ancora lontani ovviamente dal bonus. Il fattore bonus è sicuramente poi importante. È chiaro che si alzerà anche questa media. Comunque Bassano ha impattato sull'1-1 con un rigore di Crespo tirato molto bene. Vero. Tra l'altro, appunto, per i marcatori ricordiamo doppietta di Crespo, doppietta di Rock Lisa, doppietta di Cesar Candanedo, quindi la legione straniera di Bassano è andata a bersaglio, e Davide Piroli che è recuperato di lusso per i colori vicentini, diciamo. Vero.
mentre per Braganza la doppietta di Mitias, quindi gol catalani. No, è vero, è vero. Manca l'appello, qualche asso di briscolo importante, sta per entrare il Torello Milani. Sì. Sarebbe bello se sbloccasse anche lui. Intanto c'è una bella coreografia con un giallo rosso nero che accomuna tutti i colori delle due squadre. Una bella coreografia da parte della Cora di Bassano, e da parte sua Braganza risponde con un coro Bassano-Braganza, e quindi insomma è bello che sì, è un derby giocato in un clima anche perché piacevole. Personalmente non ricordo a livello così provinciale affinità elettive, diciamo, tra due realtà così vicine. Ci sono state, ad esempio, penso tra Bassano e Trissino, ad esempio, che non c'è mai stata particolare animosità, tutt'altro. Sì, però, sempre rivali comunque, esatto, mai gemellate, mentre con praticamente tutte le altre. Una volta Bassano e Sandrigo c'era simpatia, adesso un po' meno. Adesso che è cresciuta la tifoseria specie di Sandrigo, sì. Le cose sono cambiate. Attenzione, Davide Peroli. Piroli perde l'attimo buono, peccato. Poteva forse mettere quasi la partita. Si pari. Sì, dopo sì, perché 8-2 era importante. A quel punto avrebbe cambiato, sì, soprattutto sul piano proprio psicologico. Sì. Peccato. Piroli manca al match ci ha provato, ma attenzione adesso, la solita legge che non vogliamo invocare. Esatto, però c'è un errore, qui Braganza però ha avuto un buon inizio, ma adesso sta forzando un po' qualche passaggio in sala di costruzione. Sicuramente per loro è il passivo più pesante dall'inizio della stagione per Braganza. Diciamo che Piroli per questo errore ci sono due opzioni: o andrà a letto senza cena come si faceva con i bambini una volta se facevano i birichini, o gli verrà proibita la visione di Lazio Celtic di giovedì 7 novembre per quanto riguarda vediamo come la prende sua mamma, che era la prima che ho visto prima. Ecco, visto che lui è cuore laziale biancazzurro, non gli verrà fatta vedere Lazio Celtic, partita di Europa League del prossimo 7 novembre. Una battuta, chiaramente, certo. Con il massimo affetto per Andrea Scucato. Cambiando discorso, è uscito un attimo, è entrato Andrea Dalla Valle, forse Andrea magari sentirà un po' il richiamo del suo passato, l'emozione, certo. Sì, poi un appunto per quanto riguarda comunque le tifoserie sono gemellate, ma ti posso garantire che a livello di e poi i derby sono importantissimi dal punto di vista giovanile. Certo. In campo giovanile Bassano Braganza sono chiaro, canegato, poi senso buono, ma deve durissimo. essere così, perché altrimenti se facciamo e qui c'è un ex protagonista dei derby giovanili, cioè Mattia Milani, è vero. Ma sì, ma mettersi perché in mostra. se facciamo poi tutta l'acqua di rosa, allora ci mettiamo a giocare a biglie, che non è la stessa cosa. Assolutamente quindi, insomma, è giusto dare anche sale e spirito a queste competizioni. C'è il fallo, attenzione, blu per Mitias. Blu per Mitias, è l'aggancio, il signor fermi inflessibile. Vediamo. C'è Candaneda che vuole andare alla battuta. Ci va Vittor Crespo, il capitano. Vediamo. Non c'è Rock Lisa, che peraltro mi sembra abbia fallito con Follonica. La punizione di prima, che poteva essere il potenziale 3-0 che lanciava magari Bassano. Vabbè, comunque punti, però vabbè, viviamo il presente, stasera, anche perché stasera, con rispetto parlando, Piroli. Il 10-0 di Lodi l'abbiamo ricordato fin troppo. Sì. Tra l'altro proprio alla vigilia Crespo ha speso delle parole di riscatto, ha chiesto da capitano, si è preso la responsabilità, ha chiesto scusa a tutte le componenti, società, tifosi, compagni, e ci teneva a riscattare. Per il momento ci sta riuscendo quella sbiancata clamorosa. Davide Piroli alla ricerca della doppietta personale. Veludo. Vediamo. Cattivo cliente il portiere braganzese. Pessima conclusione, con tutto rivedibilissima. E però c'è il primo gol di Mattia Milani. Il Torello Mattia Milani ha rimediato alla grande. Verrebbe quasi da dire che l'ha fatto apposta. Sì, infatti, per poi andare a prendersi l'applauso e il ruolo da uomo assist di Piroli. 5:58 Milani dopo il piazzato fallito da Piroli. E questa è sicuramente un'ipoteca sulla vittoria finale. 8-2 appunto sul piano psicologico, però c'è ancora spazio. Adesso bisogna vedere 19 minuti, vediamo se Braganza dipende cosa decide, metterà i remi in barca, oppure se Diego Mir decide di pensare alla prossima
impegno di mercoledì, perché il campionato chiama a un match ravvicinato, se invece proverà a spendere le ultime energie. Vediamo. Il gol, dopodiché Bassano Milani, promosso alla grande, per adesso sì, nel modo più assoluto. Adesso deve avere la forza quantomeno di non sbarellare, cioè di dimostrare, e anche di proteggere il suo portiere, esatto, perché esatto. Viene da una brutta giornata, e quindi aiutarlo, no? Chiaro. È importante anche dal punto di vista psicologico, perché ripeto, il campionato di Bassano può iniziare questa sera e può diventare interessante, perché Bassano comunque, ripeto, le prestazioni le ha sempre fatte. Certo. Vabbè, escludiamo l'ultima giornata. Ovvio, certo. No, soprattutto sì, anch'io credo che sia in credito quantomeno di un paio di punti in classifica. Stavo per dire 3, diciamo che 3 non avrebbero fatto, tra il pari di Viareggio e i 2 col Follonica, 3 punti in più ci stavano serenamente. Questa era una gara in cui forse si poteva aspirare a un punto in partenza, c'è la possibilità di raccoglierne 3, quindi si inizia a recuperare qualcosa, la voce punti persi, sempre che andasse in porta stasera, perché ripeto, comunque godiamoci il match, esatto. Perché comunque Bassano l'ha interpretato bene, sta anche provando a lavorare di rotazioni per far crescere anche Mattia Baggio, perché uno dei limiti di cui si è sempre parlato, no? Teoricamente è la panchina, allora provare a giocare, a inserire questi ragazzi. C'è anche Andrea Poli magari che non ha mai giocato finora, e lo stesso Toniolo. Vero. Adesso appunto è importante anche qua dosare poi le risorse e giocare proprio con i cambi in panca, senza togliere minutaggio troppo ai big e con i ritmi alti. Bravo, sì. Comunque Braganza con 3 prospetti locali, perché Nicola Retti è di Montecchio Precalcino, ma ha giocato molti anni in gioventù a Braganza, quindi alla fine si potrebbe dire che è braganzese anche lui. Recupera una buona palla, tra l'altro il numero 9 rossonero, attenzione, è davanti, è qui, è andato a un passo dal terzo gol. Sì, tra l'altro va detto che la carta che adesso proverà Diego Mir è chiaramente quella di puntare sulla freschezza, sulla voglia di fare di questi ragazzi, piuttosto che su qualcuno dei veterani che potrebbero avere, come dire, la catena un po' a terra adesso, e quindi meglio preservarli magari per i prossimi impegni che sono ravvicinati. Il solo Andrea Borgo tra i giocatori esterni non è entrato per Braganza, che tra l'altro si tratta di un nazionale under 17 che ha vinto lo scudetto di categoria alle finali di Giovinazzo. Minuti da giocare, 16:30, Bassano che è avanti 8-2, quindi è più 1 rispetto al primo tempo. E sta debuttando Toniolo. Ecco, vedi, infatti. E nel frattempo i falli sono 7 Braganza contro 5 di Bassano. Attenzione, possibilità per quanto riguarda Bassano, ancora Braganza che prova a uscire dalla buca. Si fa vedere adesso la formazione rossonera. Si tratta di Alessandro Toniolo sulla rampa di lancio per Bassano, il figlio di Giovanni, che è uno dei meccanici della formazione giallorossa. È vero. È stato espulso temporaneamente Vito Crespo. Adesso non è il caso. Inflessibile il signor Molli, adesso c'è il cliente peggiore per Davide Pertegato. Vediamo se riesce a sfoderare una parata di classe, oppure se avrà la meglio il capitano rossonero, che è un vero specialista. Pertegato contro Teixidó. Grande giocatore e ottimo ragazzo Gerard Teixidó. Ormai 30enne. Navigato però nel pieno della maturità agonistica, uno dei protagonisti della Coppa Italia vinta da Braganza, è la quarta della storia della società rossonera, mentre il capitolo scudetto dice 79 l'ultimo titolo rossonero per Braganza. È stato quel quarantennale, decennale anche per Bassano, visto che siamo, siamo in tema. Teixidó contro Pertegato. Bravo Pertegato, riesce a stregare l'angolo sull'altra spiaggia, non trova la porta. Vediamo. Con Alessandro Toniolo dentro di punta. Vediamo. Il suo impatto sulla partita sarà notevole. Palla deviata sulla conclusione di Amato. Vediamo se Bassano riesce a reggere, a chiudere bene le traiettorie di tiro degli avanti rossoneri.
cercano di ruotare, di far ruotare la difesa 3 di Bassano, che si sta chiudendo bene per il momento. E Davide Pertegato a dire di sì, bravo Alessandro Toniolo, anche andare a rimbalzo. Vediamo se riesce a eludere il raddoppio. No, non ce la fa. Il fallo su Rettis, riparte Carnedo bene per Bassano. Adesso ci sono 2 minuti da resistere. Infatti prova a governare Sfera, ci sono tanti ragazzi. Davide qui la perde Mattia Baggio. Peccato, deve provare a lanciare lungo. E adesso con 2 ragazzini. Adesso Mattia Baggio di punta, Carnanedo e Davide Pertegato. Vabbè, tutta esperienza. Beh, certo. Si incunia bene Tessido. Muretto. Sì. Si è arrabbiato Tessido. Sì. Ancora attacco in superiorità numerica. Andrea Scuccato, vediamo se cercherà il gol dell'ex. Pessimo passaggio di Amato nella circostanza. Vediamo. Vanno a ruotare adesso i giocatori di Diego Mirra. Dai, vai, cercato lì. No, non chiuso bene. Ha chiuso bene la difesa di Bassano. Soprattutto ha dato 2 opportunità. Sta eludendo i 2 minuti. Chiaro. Bene, in passarli indenni sarebbe tanta roba, perché comunque ci stiamo avvicinando verso perché sul piano gli psicologico ultimi 10 minuti. Esatto. Candanedo prova ad andare via di potenza in percussione. E lo fa. Adesso prova a portarsi le risorse fisiche di primo piano, però poi sul raddoppio di Costenaro e Amato la peggio. Vediamo. Scuccato. È tornata la parità numerica, anche se con ancora possesso Braganza. Se riesce a reggere in questo assalto forse può davvero, non dico mettere il coperchio alla partita, ma quasi. E l'8-2 è stato importante. Adesso, anche perché mancano 13-29, tanto però. Visto che Marozzini chiama time out, si vuole ragionare un po' su. Bravo Piroli a spezzare la trama rossonera. Ancora Breganze, prova l'attacco proprio Texidò, l'ultima ad arrendersi da capitano. Dà sicuramente l'esempio. Ancora Scuccato, poi Costenano però sta Bassano sta difendendo bene. Sta obbligando Braganza a muoversi per linee perimetrali, insomma toglie un po' di pericolosità interna. Qui cerca dal schiaccia, abbastanza improbabile il Texidò nella circostanza. La conclusione di Scuccato a fare il portiere ci pensa Candanedo, e Alessandro Toniolo perde una palla, si lamenta il suo compagno e dice aspetta un attimo, tienila lì. Lo capisco. Poi è un errore di inesperienza che l'8-2 ci si può permettere. Recupera Piroli e poi serve proprio Alessandro Toniolo, che però qui ha il torto di perdere palla. Questo è stato un errore grave, però a presentare va a riprendere, far vedere che insomma lui non si ferma. Non si è fatto il ritiro dall'errore e ha fatto bene. Nel frattempo Piroli si sta arrabbiando perché chiede ai giovani di Bassano di tenere palline più possibile, non di far respirare la difesa. Intanto c'è un time out, ci penserà Gaetano a catechizzare come di dovere. Esatto, e comunque adesso ha veramente l'inerzia dalla sua Bassano, dovrebbe francamente suicidarsi per mandare completamente malora la partita, però ripeto, non conviene sempre stare lì applicati, non voglio dire sul pezzo, ma quantomeno con grande... Ti dico, soprattutto perché venendo da un passivo pesante è importante anche come la prestazione difensiva sia incoraggiante subito, e quindi sarebbe veramente importante per Bassano non subire gol di qui alla fine, anche perché ha un parziale aperto di 7-0 e quindi c'è la volontà di possibilmente incrementare e ritoccare verso l'alto questa performance. Sfida sicuramente delicata, che però Bassano sta svolgendo dalla sua parte, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. E soprattutto c'è da mettere fieno in cascina, prendere i primi punti importanti della stagione e presentarsi a questo campionato, perché comunque con un biglietto da visita diverso. No, ma infatti parlo in chiave bassanese, se così da casa potete
intravedere una certa prudenza, magari anche eccessiva, nasce esattamente da due fattori. Il primo è il valore intrinseco di Braganza, che è una squadra che sa fare dei break anche importanti e riaprire le partite. Il secondo è dal braccino fatale di Bassano, che non ha ancora vinto, che è stato raggiunto una partita che aveva in pugno come Follonica, viene da un 10-0 al passivo tre giorni fa. Sono tutti bravo Toniolo a fermare Texidò, intanto 2 contro 1 potenziale, eccesso di leggerezza da parte di Davide Piroli, doveva probabilmente allungare, arrivare in fondo e scaricare dietro per Mattia Baggio, invece ha ceduto nella finezza e l'occasione è sfumata. I falli restano sempre 7-5 per Braganza, va abbastanza rilento perché la partita anche grazie al passivo poi non ha subito tanto. La curva ribadisce il desiderio di vedere sempre Bassano su questi standard. Ma può farlo Bassano? Sì. Questa partita dimostra che può farlo. Sì, soprattutto sul piano atletico, è una squadra che lavora tanto, cresciuta. una squadra che lavora. L'aveva detto Gaetano Marozzi, merito del lavoro sicuramente di Ale Dalmonte, il preparatore. Marozzi ha sempre assicurato che peraltro ha dei margini di evitazione ancora superiori proprio alla voce atletismo. Allora, e riuscisse a trovare qualche minutaggio di qualità dai ragazzi allora Bassano veramente potrebbe dire cose importanti in questo campionato. Per adesso c'era da Mattia Milani, è importante però che cresca di rendimento anche Baggio, che l'anno scorso è stato protagonista di fiammate importanti, deve cominciare a garantire anche qualche lampo anche proprio in zona gol, come è riuscito a fare lo scorso anno. Sì. Questa sera ha giocato di più. Sì, no, infatti lo scorso anno fece 4-5 gol comunque apprezzabili. Sì, specie anche nel periodo di Luis Nunes. Sì, vero. 10:42 da giocare, sempre 8-2 Bassano. Conciliabolo tra i direttori di gara. C'è un blooper in arrivo per Vito Crespo. Hanno fatto una specie di VAR. Più o meno, sì. Adesso prova Crespo deve stare molto attento, è a 2 blu. Deve giocare dopo col fioretto, al limite se servirà a utilizzarlo proprio il meno possibile, perché sarebbe il colmo perderlo per la gara di Scandiano, dove lui tra l'altro è un ex, ci tiene parecchio, ci tiene un sacco, non l'abbiamo capito comunque. Sì, probabilmente c'è stato anche qualcosa qualche colpo di bastone, mi sembra, qualcosa detto, quello. O entrambe le cose, insomma, comunque no. Intanto Van Mittians a incaricarsi del tentativo di trasformazione di questo tiro diretto che porterebbe Braganza sul 3-8. E vediamo se Davide Pertegato concede il bis. Ci ha detto di no a Texidò. Vediamo Molli. Quando c'è Luca Molli lo spettacolo è assicurato. Poi si tratta di capire che spettacolo è, però detto questo è anche una persona simpatica, quindi un direttore di gara che interpreta le partite una volta anche in maniera molto personale, le vive anche lui, sì. Non dà mai nulla per scontato. Bravo Davide Pertegato, una grande reattività, perché andare a calciare un tiro diretto così battuto è veramente segno che stiamo parlando di un portiere di qualità, vorrei dire classe, perché queste sono parate di classe. Questa è una paratona di bravissimo. Attenzione. Qui adesso Luca Molli sale in cattedra e siamo al secondo blu nel giro di pochi minuti. È il terzo totale. E Bassano adesso mi sa che la fa in 2. Sì. Vediamo, per regolamento mi sembra si può cambiare, sì, si può cambiare, quindi fino a un paio d'anni fa si rimaneva in 2, adesso si può cambiare, solo che adesso sono potenziali almeno 3 minuti, se non erro, di inferiorità numerica per Bassano, perché c'è il minuto da scontare del primo power play, poi parte il secondo, quindi Bassano dovesse parare Davide Pertegato ancora, Bassano si fa almeno altri 3 minuti in inferiorità numerica. Seguiamo adesso la battuta Scuccato contro Pertegato. Dovesse segnare comunque Bassano rimarrebbe in inferiorità numerica. Certo.
Sì, 10-24. Con Bassano che ha commesso 5 falli di squadra e già il terzo blu che si deve sventolare. Vediamo Andrea Scuccato alla ricerca del gol dell'ex e lo trova. Prova il gol Scuccato. Non esulta. 10-20. Non esulta per rispetto al suo passato, quindi al terzo penalty, al terzo tiro piazzato, quindi vediamo. No, stanno sbagliando, non devono farlo entrare. No. Poi per carità, qui il regolamento è in super bastava evoluzione. Un po' attenzione per stare attenti, bastava assolutamente, un metro in più e si rischiava l'osso del collo. Si becca il rosso, sono 4 minuti e allora Braganza la riapre davvero. Sì. No. Un tipo di errore che non poteva permettersi. Infatti si sono fermati. Sono fermati un metro prima del passo fatale. Andrea Poli pronto a debuttare anche lui in questa stagione. Al 14:40 Scuccato Bassano che è sempre in 3 e deve stare attentissimo adesso. Sai, la disattenzione, magari lì forse l'eccesso di zero, però in realtà è lo stesso metro, c'è stato un aggancio di qua e quindi ci stava. Io a volte sono convinto, Luca Molli secondo me è un arbitro, adesso al di là dell'episodio specifico, che per 3/4 di gara forse tra i primi 3 al mondo, magari anche forse tra i primi 2, e vorrei metterlo anche al primo spesso. Poi nell'ultima porzione di gara tende a volte a ergersi un po' a protagonista, spesso le scelte le indovina. Attenzione, in buona fede, ben inteso, non voglio essere mal interpretato né frainteso, ci tengo anzi, perché lo penso da sempre sto concetto. Assolutamente. Credo che a volte nel finale tenda magari un po' a essere da protagonista, allora qualche scelta come tanti le azzecca, qualcuna meno, però ecco non sono mai soluzioni che non danno qui però c'è stato un brutto colpo subito da Davide Piroli, invece una spinta forse eccessiva. Dopodiché un direttore di gara che a Bravo, livello Davide internazionale, Pertegato. ecco qua, grande Pertegato vorrei avere quasi sempre, perché ripeto è una garanzia assoluta, parlo per Pertegato sta catechizzando i compagni, dice ragazzi attenzione, siamo in 3, 9 minuti e 19, se il Braganza ci fa il quarto gol poi si fa dura, stiamo attenti, giustamente. È vero. Bravo qui Rock Lisa ad andarsene. Scappa via un cliente difficile come Amato, poi Amato recupera palla, siamo sempre in power play per Braganza. Sì, i 2 cartellini si sommano. Non credo manchi molto però. Sì. Bassano deve cercare di resistere. Quando ci sono dei primi 3 al mondo, tra i primi 2 anzi, se non oltre, Luca Molli mi riferivo proprio alla profonda conoscenza del regolamento. Assolutamente. E non lo trovo. No, ma questa cosa di non far rientrare è una cosa, bisogna stare assolutamente attenti. Infatti. Bravo Mattia Milani, intanto Torello Milani. sì. Bravo, sì. Intanto si è fatto una trentina di secondi di lavoro. Vediamo, sì, adesso si può rientrare. Adesso sì, è ristabilita la parità numerica. Era importante. E Davide Pertegato ha tirato si erge a baluardo. Si erge a baluardo Davide Pertegato, bravissimo. Bravo. Dentro Andrea Poli intanto. E adesso prova a far ruotare tutti i suoi uomini per dare freschezza. Deve farlo. Proprio per tenere attenzione però qui. Errore. Cosa ha fatto ancora? Davide, è stato Davide Piroli. Sì, anche era comunque sempre la prima parata di Davide Pertegato, certo, perfetta. E poi poi però Piroli si è sostituito al portiere. Qui qui inesperienza di Poli, perché sei sulla sponda, mettiti con la palla sulla sponda e aspetta il fallo. Adesso ci vuole ragionare un po' su Marozin, vuole fare in modo di riportare la calma. Se rischia Vittor Crespo. Va bene, esce Mattia Milani, grande minutaggio di qualità il suo, anche Cesar Candanedo. Sì, hai ragione, avevi fatto bene a sottolineare il fatto del rischio di Vittor Crespo. Speriamo di non essere cattivi perfetti. No, appunto, che al limite allenti un po' la morsa, perché veramente non è il caso di andare a perdere il capitano quando sullo sfondo si delineano scontri importanti. Per rimpinguare la classifica, che è la cosa importante in questa fase.
perché c'è la prestazione questa sera, devono arrivare i punti. Credo, ma è superfluo aggiungere che Marozin avrà per primo raccomandato a Crespo massima prudenza. Sì, ovviamente. Quindi, insomma, ecco, però sai, basta poco, a volte basta anche neanche una disattenzione, ma proprio una bravura dell'avversario che sa saltarti e tu arrivi con la frazione di secondo di ritardo che commetti un fallo che potrebbe essere letale. Quindi adesso più che mai probabilmente credo che sia una scelta dei prossimi 3-4 minuti e dopo magari lo riporterà in panchina. Riparte Braganza intanto Sì. con il suo numero 14. Bravo Vittor Crespo a recuperare. Ripristinare la normalità, infatti, Candanedo. Grande impatto nel match di Cesar Candanedo, l'ha proprio Mamma mia, artigliata lui, esatto. la partita per primo, no? È vero. Riportando avanti Bassano, poi si è galvanizzato dal primo gol stagionale segnato qui in Italia, evidentemente. Bravo Andrea Poli, qui viene fuori dal traffico, Poli. Bravissimo. Devono mettere garra, devono mettere determinazione, ragazzi, devono metterci proprio grande aggressività in senso sportivo, agonistico. Palla persa a centrocampo, non si deve. Tanto Pertegato si estende lungo tutto il suo corpaccione, dove il corpaccione chiaramente ha un'accezione positiva. Fair play intanto fra Vittor Crespo e Gerard Teixidó. 6,44. Curva del Bassano naturalmente su di giri, è capibile, insomma, una vittoria è che qui. qualora venisse... Vediamo. No, di squadra, fischietto di squadra Nicola Rettis. 8 falli a 5. Palla persa ancora, la pressione alta di Braganza non perdona, però qui c'è un recupero. Sì, adesso deve gestire Bassano con attenzione, con un po' di raziocinio, con meno veemenza. Braganza pressing indemoniato, raddoppia su tutti gli angoli e via. E a ripartire, un match sicuramente vibrante 6-12, che non ha tradito le attese. No, per niente, i ritmi non si sono affatto abbassati. Qui Cesar Candanedo ci ripensa un attimo, dice andiamo a cercarci sti 45 secondi di possesso, se ce la facciamo. Devi giocare col cronometro adesso, è importante anche questo. Sì, va benissimo. Una specie di torello. Certo, per evitare proprio per far girare, e per far girare a vuoto i difensori di Braganza e spegnere sul nascere magari il tentativo di una difficile rimonta che però è nelle corde di una formazione sicuramente competitiva. Sì, anche perché poi dopo basta un 1-2 per riaprire la faccenda a tutti gli effetti. Quindi adesso Bassano a 5-27 deve tener botta, come si suol dire. Candanedo forse pretende passare bene troppo, questo minuto e poi buttarsi negli ultimi 4 del match. Certo. Bravo Vittor Crespo, chiudere sul capitano rossonero. Rettis al limite dell'area, attenzione, Mitias era una minella mica da ridere. Infatti. Buon per Davide Pertegato, perché è partito un po' in ritardo nella circostanza. Esatto. Ancora Andrea Poli che si disimpegna bene su Mitias, gli va via, bravo. Poli, Vediamo, bravo. Attenzione, ci riprova e niente, Veludo non vuol far segnare il ragazzino. Sì, che cosa ha fatto bravissimo. Poli, che faccia vedere male nei capelli, ha fatto una gran cosa, il numero di Veludo. Se segnava Poli era il definitivo colpo del KO. E poi era il momento di esaltazione per un ragazzo che ha una passione per questo sport infinita, esperienza a Modena, ma lui è bassanese, cioè di Nove, ma è cresciuto in questo settore giovanile ed è un ragazzo valido, assolutamente. 4-34. Il Capitan Crespo a portare a spasso Amato. Non è una scena, magari è un po' inedita, ma fa bene al morale per Bassano, assolutamente. Certo. Soprattutto quello di Crespo, che da capitano aveva le ferite aperte ancora ancora Poli a sfidare Mitias, va a recuperare la palla vagante, bravo. Buon impatto sul match di Andrea Poli, guarda qui. Qui magari meritava anche il fallo, perché l'altro ci ha messo il corpo. Bravo Candanedo a giocare d'anticipo. Siamo a 4 4 minuti separano Bassano dalla prima vittoria stagionale che si merita al momento nel modo più assoluto. Bravo attenzione, palla vagante, Rettis ribatte Poli, bene.
No, voli positivo sicuramente l'impatto del match di questo ragazzo. E adesso che poi è un classe 99, quindi credo quindi aveva 20 anni, perciò il tempo è passato anche per lui, è ora di giocare in prima squadra. Il tempo delle mele direi che è finito. Possiamo parlare di ragazzi di under 17, ma quando hai già finito da tutte le categorie giovanili non sei più un ragazzo. Crespo ancora difende Sfera. A questo punto Bassano, che difende il pallina, potrebbe andare a cercare sull'aggressione di Braganza, se ne ha ancora voglia, qualche fallo per arrivare magari a 10. È una possibile variante tattica di questo match sicuramente, che ne ha proposte parecchie. La pressione alta di Braganza nei primi minuti era asfissiante, è vero. E poi Bassano ha trovato gol di qualità per venirne fuori, e poi si è esibito veramente un 6. Quel 6-0 c'è stata intensità, precisione, rapidità, un bagaglio completo, la voglia di farcela. E qui però c'è una deviazione sfortunata e Braganza trova il quarto punto. A 2:41 peccato dal termine. Peccato per Davide Pertegato. Sì. E vediamo a chi viene attribuito il gol sulla deviazione. 22 e 19. Retis, il tiro Retis, lo volevo dire dall'inizio della telecronaca. Retis con la complicità di una deviazione trova non lo fallo di squadra intanto per Braganza, il gol dell'8-4. non lo fallo, quindi e non lo fallo. Adesso veramente possibilità del bonus, giocare anche su questo aspetto. Sì, sono 2,5. Sì. Deve cercare il possesso e il decimo fallo sicuramente. Chiaro. Braganza che non demorde, giustamente. L'8-2 di Mattia Milani è stato sicuramente salutare, perché ha dato per spegnere fiducia, magari le velità di rimonta di Braganza. Infatti Candenedo gioca sul cronometro cercando di prendersi un fallo. Assolutamente, fa bene. Lucra su questo. Fossi lui tornerei ancora dietro la porta. Vediamo. Fallo. Fischiato a rigore. Sì. Fischiato a rigore perché era fallo in area. Neanche rigore, esatto. Sì, fischiato in area il fallo ad Andrea Poli, rigore per Bassano. Candenedo, vediamo se riesce a trovare la tripletta. Candenedo contro Veludo. Si meriterebbe il gol, perché questa sera veramente Candenedo non ha sbagliato MVP, niente, non ha sbagliato nulla. Così come Davide Pertegato. Certo. E comunque anche Rocklisa e gli altri. Ottimo. Peccato però fare sì, si era mosso Veludo, che dice sì, chiede scusa all'arbitro. D'altra parte questo regolamento sui rigori è veramente una cosa incredibile. Sì, siamo a spaccare il capello in quattro. Sì, va bene, è troppo innaturale come gesto quello che viene richiesto. Così come un'altra cosa innaturale sono i pattini in area a rigore e fuori area no. Sono due sport diversi. È vero. La parata intanto di Veludo. Di Veludo adesso a mettere il sigillo e il fiocco alla sfida Candanedo. Però c'è ancora la possibilità del decimo fallo su Braganza, 2 minuti al termine. 2 minuti della prima gioia stagionale. Tognolo. Bravo, bel passaggio per Andrea Poli. In sicurezza, qui però. Partendo un po' troppo. Il passaggio forzato. 50, esatto. C'era già lì. E qui Nicola Retis stava sorprendendo sul secondo palo, sul palo lungo Davide Pertegato. Buon per lui che la palla era imprecisa. Dietro porta, vediamo la chiusura. Qui. C'è un malinteso. Per un attimo Samuel Amato non trova la palla. Candanedo preferisce congelare Sfera, è il momento di andare in cerca di avventura. Va da Alessandro Tognolo. Vitor Crespo, bene. Gran assist, mamma peccato, mia. E il decimo fallo. Anzi no, Molli da subito, punizione, tiro diretto, non assegna fallo di squadra perché era una chiara occasione da rete. È vero. Poli se Poli non fosse conoscenza del regolamento di Luca Molli. Sì. Poli non fosse stato, prendeva palla, andava in porta, invece le hanno ostacolato, per cui ci sta. E ci va Alessandro Tognolo. Ci va Tognolo, vediamo, è un segno di fiducia. Sì. Tognolo, vediamo se tenta il tiro o se prova a dribblare. Prova la botta Tognolo, ha possibilità ancora vediamo. Pin. Ancora di nuovo Tognolo, bravo Veludo, non è un pivello Veludo. Ha confermato comunque le sue qualità. Esatto. Magari non è stata la miglior prestazione per lui,
però è un grandissimo portiere. Non aveva colpe sui gol. È un grandissimo portiere. Sì. Scivola Candanedo, attenzione. Punto. E adesso è chiaro che Bassano la partita l'ha praticamente vinta, però non vuole vincere in maniera rotonda. 8-4 e quindi farebbe bene al morale. È da un po' che Bassano non vince un derby. Tra l'altro sì. Quindi credo un paio di stagioni. Sì. Candanedo di mestiere, di esperienza, non vuole regalare un secondo al Berganza, mancano 33 secondi da giocare. 8-4 della stagione 2006-2007, la seconda stagione di Pino Marzella a Bassano, che Bassano non vince un derby con il Berganza. È vero. Ci sono stati un pareggio con la stagione del 2017-18, quasi 3 anni. 10 secondi e allora possesso ci si può preparare alla festa per i colori giallorossi. L'unico è Pertegado che non vuole evitare di prendere gol stupidi, che ci è fatta, tiene. Adesso fatta è finita per Bassano. Braganza riprenderà comunque il suo cammino di squadra di vertice e Bassano si presenta sul campionato con i suoi primi 3 punti. E finisce 8-4, vittoria rotonda per Bassano, grande successo, applausi meritati. Applausi per entrambe le squadre che hanno dato vita a un gran derby. Braganza resterà lì dietro le primissime. Bassano può, con un grande abbraccio collettivo con la panchina, vuole sancire la rinascita e forse il principio davvero di questa stagione. Ringraziando Fausto Postan, grazie a voi signori, a risentirci al 6 novembre. Buona serata a tutti quanti voi. Abbiamo